Cresce l'apicoltura in Veneto. Secondo i dati dell'Associazione regionale, l'ultimo censimento vede un aumento del 30% di apicoltori negli ultimi 3 anni, passati quindi dai 7.000 ai quasi 10.000, con quasi 120.000 tra sciami e alveari. Dati che mettono la nostra regione al primo posto in Italia per un settore che vede la prevalenza di apicoltori amatoriali rispetto ai professionali. Comunque un comparto che garantisce un reddito, a volte, come si prospetta quest'anno, ridimensionato dai cambiamenti climatici. Quest'anno, per esempio, abbiamo azzerato la produzione del miele di acacia, che è circa metà della produzione di un apicoltore di un'annata apistica normale. Un impegno continuo, sottolinea Dal Colle, che va oltre ai cambiamenti climatici. Malattie delle api come la varroa, alveari che non riescono più a fare scorte imponendo all'apicoltore investimenti importanti per l'alimentazione, situazione conflittuale con i trattamenti in agricoltura sono una delle facce di una medaglia che vede dall'altra parte una concorrenza sleale dall'estero. Corriamo il rischio di trovare poi negli scaffali un miele ottenuto da sciroppo di mais colorato e aromatizzato al gusto di tiglio, di castagno e di acacia. Il presente è una perdita dell'80% del miele di acacia, nella speranza che la stagione estiva compensi con il millefiori o il miele di tiglio, mentre i costi delle materie prime, come tutti gli altri comparti agricoli, sono più che raddoppiati. Il risultato sarà, secondo il presidente APAT, una produzione non solo veneta ma nazionale drasticamente ridimensionata, con qualche pericolo azzeramento tra i 60 tipi diversi di mieli che rendono la produzione italiana unica al mondo.